Amici sportivi, gli highlights di questa settimana sono gentilmente offerti da SAF Spa con sede a Valliona in via Casalin 3A. Un grazie anche a Berica Carburanti Spa, li trovi a Barbarano Mossano in via Dante 35A. E un grazie anche a Cabec SRL con sede a Rubano, Padova in via Bernardi 1. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Siamo qui con il mister Fabrizio Cacciatore al termine dell'incontro, un buon punto Fabrizio in un campo sicuramente non facile. No, è difficile, è una squadra, devo fare i complimenti a Portogallo perché è una squadra che gioca bene, che ci ha messo in difficoltà. Peccato perché poi siamo passati in vantaggio, abbiamo avuto altre occasioni per chiudere la partita su un disimpegno nostro, abbiamo preso un gol a 30 metri da fuori, ho fatto un bel tiro, però peccato perché su un disimpegno nostro abbiamo subito il gol. È un peccato, era meglio uscire con i 3 punti, però un punto penso che poi alla fine può anche andare bene. Domenica prossima testa col Campodarsego, un'altra bella battaglia. Sì, sicuramente adesso dobbiamo già avere la testa a Campodarsego, è un'altra partita complicata, difficile, in casa nostra dovremo cercare di replicare la prestazione fatta qua per cercare di ottenere il massimo. Perfetto, grazie Fabrizio. Allo stadio comunale Mecchia di Portogruaro si affrontano le formazioni del Montecchio Maggiore in divisa nera e il Portogruaro in divisa bianca. Pronti via e subito un'azione pericolosa per il Montecchio Maggiore con Pegoraro che da dentro l'area lascia partire un tiro dove il portiere difende e si accartoccia. Brividi al minuto numero 6 in area del Montecchio Maggiore dove su un cross da destra Eiesi non riesce a colpire da pochi metri. Gol annullato al minuto 10 per il Montecchio Maggiore, tiro di Visinoni, passaggio per Penzo che si trova però al di là della linea difensiva. Minuto numero 22, colpo di testa di Bigolin su calcio piazzato e pallone che esce. Minuto numero 23, gol del vantaggio del Portogruaro, imbucata per Nicoloso che da dentro l'area fredda Carraro con un tiro sull'angolino alla sua destra. Reagisce bene il Montecchio Maggiore al 41esimo, azione in tandem Valenti-Visinoni con quest'ultimo anticipato all'ultimo dal difensore che mette in calcio d'angolo. Minuto 45, arriva il gol, calcio di punizione dalla sinistra di Valenti, interviene batti e ribatti, arriva Bertaso che gonfia la rete da pochi metri. Secondo tempo che inizia con un Montecchio Maggiore all'arrembaggio, si rende subito pericoloso, minuto numero 49, sulla sinistra Visinoni passa per Manarin, è entrato in area di rigore, lascia partire un tiro in cui il portiere devia. Al minuto numero 54 mette la freccia il Montecchio Maggiore con Bigolin che su calcio d'angolo di Manarin, più in alto di tutti, e porta in vantaggio la formazione del Montecchio Maggiore. Vantaggio che dura però solo 8 minuti. Al 63esimo arriva il pareggio del Portogruaro con Zanottel che intercetta un pallone a metà fuori dall'area e si assesta il pallone e dai 25 metri lascia partire un bolide che si insacca alla destra di Carraro dove nulla può. Da lì in poi gara abbastanza tattica, non ci sono più grosse occasioni da gol e quindi un buon pareggio per il Montecchio Maggiore che grazie a questo punto raggiunge quota 30.